Facciamo un applauso al nostro Signore. Benvenuti, buona domenica, pace a tutti. È un giorno speciale? Vi vedo abbastanza carichi, no? Questo è meraviglioso. Il motivo della nostra lode è il nostro Signore Cristo Gesù. A Lui va la gloria, a Lui va l'onore, va qualsiasi cosa. E noi vogliamo farlo con tutto il nostro cuore. Credo che nel tuo cuore c'è tanta gratitudine questa mattina, amen? E questa gratitudine e gioia la vogliamo esprimere, perché non è solo per noi stessi, ma anche per gli altri. Il mondo riconoscerà che apparteniamo al nome del Signore perché adoriamo il suo nome, lo adoriamo in spirito e verità, perché Dio ci ha liberati. Quanti sono stati liberati dal Signore? Amen. Quanti sono un miracolo vivente? Allora dai gloria a Dio questa mattina. Dai gloria a Dio con tutto il cuore. Leone della tribù di Giuda, hai aperto una porta per me e nessuno potrà più chiuderla, perché tu sei re dei re. Leone della tribù di Giuda, hai aperto una porta per me e nessuno potrà più chiuderla, perché tu sei re dei re. Ed entrerò e la tua gloria vedrò, ed entrerò e un risveglio avrò. La mia vita si incenderà per te e brucerò di un amore intenso per te. Tu sei un fuoco consumante, l'unico Dio eterno, ai tuoi piedi mi prostro tremante, gridando che sei il mio re. Tu sei un fuoco consumante, l'unico Dio eterno, ai tuoi piedi mi prostro tremante, Chiesa, gridando che sei il mio re. Proclamerò che solo tu sei Signore, adorerò baciando i piedi tuoi. La mia vita si incenderà per te e brucerò di un amore intenso per te. Leone della tribù di Giuda, hai aperto una porta per me e nessuno potrà più chiuderla, perché tu sei il re dei re. Ed entrerò e la tua gloria vedrò, ed entrerò ed un risveglio avrò. La mia vita si incenderà per te, la mia vita si incenderà per te, la mia vita si incenderà per te e brucerò, e brucerò, e brucerò, e brucerò, e brucerò, e brucerò, e brucerò di un amore intenso per te. L'Eterno è la mia luce, L'Eterno è la mia luce, di chi temerò? di chi temerò? L'Eterno è
avrò paura, di chi avrò paura. l'Eterno è il mio pastore, L'Eterno è il mio pastore e nulla mi mancherà, e nulla mi mancherà. L'Eterno è la mia luce, di chi temerò. L'Eterno è la mia rocca, di chi avrò paura. L'Eterno è il mio pastore e nulla mi mancherà. La forza della mia vita. l'Eterno è la mia luce, L'Eterno è la mia luce, di chi temerò, l'Eterno è la mia rocca, di chi avrò paura. L'Eterno è il mio pastore e nulla mi mancherà. la forza della mia vita. Anche se mi troverò nelle prove, nelle difficoltà, mi alzerà con il suo amore, la sua grazia mi sosterrà. La mia speranza è in te, Signore, ogni giorno ti invocherò, nelle tue promesse confiderò, sempre sarai con me. L'Eterno è la mia luce, di chi temerò. L'Eterno è la mia rocca, di chi avrò paura. L'Eterno è il mio pastore E nulla mi mancherà. la forza della mia vita. Anche se mi troverò nelle prove, nelle difficoltà, mi alzerà con il suo amore, la sua grazia mi sosterrà. La mia speranza È in te, Signore, ogni giorno ti invocherò, e le tue promesse, nelle tue promesse confiderò, sempre sarai con me. anche se Mi troverò nelle prove, nelle difficoltà, mi alzerà con il suo amore, la sua grazia mi sosterrà. La mia speranza è in te, Signore, ogni giorno ti invocherò, nelle tue promesse confiderò, sempre sarai con me. nelle tue promesse, Nelle tue promesse confiderò, sempre sarai con me. Nelle tue promesse confiderò, sempre sarai con me. amen, Alleluia, Signore. amen. Grazie, Signore, che le tue promesse sono sì e amen, Signore. Grazie perché questo giorno è l'adempimento di una promessa, Signore. Grazie, Signore, per questo giorno di festa in cui noi possiamo gioire tutti insieme, Signore.
Signore, benedici ogni momento, che possiamo godere della Tua presenza, della presenza l'uno dell'altro, Signore. È un giorno che dobbiamo ricordare, che ricorderemo, Signore. Benedici, Tu che puoi benedire, Signore, perché solo Tu puoi benedire. Signore, grazie, perché anche questa mattina abbiamo aperto i nostri occhi, Signore. Vogliamo ricordarci di chi è in difficoltà, chi non lo può fare, chi vorrebbe essere qui e non può. Signore, benedici là dove si trovano, chi è malato, chi è perseguitato. Signore, grazie per questa opportunità che non vogliamo sprecare. Benedici ciascuno di noi. Grazie, Signore. Amen. Quando sono qui con te, tu vinci per me le mie battaglie. Proprio quando sono qui con te, tu vinci per me le mie infermità. In te Dio io trovo la forza per non gettare la spugna, perché Cristo ha donato il suo sangue. In te Dio io trovo la forza per non gettare la spugna, perché Cristo è in me. Tu sei la forza nella debolezza, sei la speranza del cuore mio, tu sei la certezza in un mondo che senza, tu sei il mio Dio, non dubito. Proprio quando sono qui con te, tu vinci per me le mie battaglie. Proprio quando sono qui con te, tu vinci per me le mie infermità. In te Dio io trovo la forza per non gettare la spugna, perché Cristo ha donato il suo sangue. In te Dio io trovo la forza per non gettare la spugna, perché
sei il mio Dio, non dubito. Tu sei la forza, La debolezza, sei la speranza del cuore mio. Tu sei la certezza in un mondo che è senza. Tu sei il mio Dio, non dubito. tu sei il mio Dio, Non dubito. tu Sei sei il mio Dio, non dubito. Grazie Signore. Amen. Oh, alleluia. Gloria a Dio. Tu sei il mio Dio, io non dubito che il nemico vuole sempre mettere dubbi nella nostra vita, ma noi sappiamo in chi abbiamo creduto. Amen. Io so in chi ho creduto, dice l'Apostolo Paolo, e sono persuaso che Egli è potente da custodire il mio deposito fino a quel giorno. Gloria a Dio. Mentre state ancora in piedi, io vorrei che si facesse qualcosa che di solito noi siamo abituati in questa chiesa, per la grazia di Dio. Quindi innanzitutto voglio dargli benvenuti a quanti sono per le prime volte, quanti sono venuti ad onorare coloro che si fanno il battesimo, ma come pastore di questa chiesa voglio dirti benvenuto in mezzo a noi. Dio ti benedica grandemente e allora sentirete la campanella quando dico adesso basta, fermatevi. Quindi ti chiedo di salutare la persona che è vicino a te, quello a fianco a te, girati, vai dall'altra persona e digli benvenuto in mezzo a noi, Dio ti benedica, buona domenica. Accomodatevi, accomodatevi. Gloria a Dio. Il popolo di Dio è un popolo gioioso, siete d'accordo con me? La parola di Dio ci dice che il glaudio dell'Eterno, cioè la gioia dell'Eterno, è la nostra forza. Alleluia. Il popolo gioioso. Non si può essere credenti tristi, è vero o no? Però diciamo che non siamo non colpiti dalla tristezza o dai problemi o dalle situazioni difficili, che la parola, sempre la parola di Dio dice che piove sui giusti e sugli ingiusti, quindi anche su di noi piove, anche noi attraversiamo momenti difficili, però possiamo dire una cosa, che abbiamo qualcuno che ci ha fatto una promessa che non ci avrebbe lasciati soli. Non vi lascerò e non vi abbandonerò mai. Quanti avete avuto delle delusioni da chi pensava che non ti avrebbe mai lasciato? Qualcuno avrebbe detto non ti preoccupare, io ci sarò sempre. E poi quando lo hai chiamato perché avevi bisogno non lo hai trovato. Io posso dire che ho chiamato il Signore a qualsiasi ora del giorno e anche di notte, io l'ho trovato. Invocami nel giorno della distretta, io te ne trarrò fuori e tu mi glorificherai, dice la parola di Dio. Ora per alzate di mano, quando avete invocato il Signore e Lui si è fatto trovare da voi? Amen. A volte sembra che Lui gioca a nascondiglio con noi, si nasconde per vedere se lo cerchiamo ancora. È vero o no? Sapete, se tu hai sete, non ti fermi finché non bevi. Siete d'accordo? Non ci fermiamo finché non beviamo. Ma a volte beviamo tanto per bere. Qualcuno ti dà un bicchiere d'acqua e quell'acqua non l'assimili. Ma quando hai sete, la parola di Dio dice voi mi cercherete, se mi cercherete con tutto il vostro cuore e io mi lascerò trovare da voi. È quello che questa mattina voglio condividere con voi nella parola di Dio, passo della scrittura,
che il Signore ha messo nel mio cuore per predicare questa mattina ai battesimi. Sono 3 battesimi, di solito ne abbiamo di più, però abbiamo detto ma non importa, anche se sono 3 facciamo 3 battesimi, ma sono 3 esperienze particolari, molto particolari. Uno in modo particolare, poi se avremo modo racconterò anche la ragione di questa pecora nera. Non so se avete notato una testa che fa così davanti. Una pecora nera. Ma Dio ama le pecore nere, siete d'accordo o no? Quanti di voi vi siete sentiti pecore nere? Alzate le mani. C'era un fratello napoletano che predicava, sapete che io sono napoletano, anche se non me ne siete accorti, perché oramai parlo quasi veneto. C'era un nostro fratello anziano napoletano che quando predicava, lui molto anziano, ma a volte uscivano fuori anche verbi napoletani o qualche verso in napoletano, e diceva io sono il più grande pecorone del Signore, che vuol dire una pecora proprio nera, 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 no, io sono il più grande di quello. Salmo 34, leggeremo dal versetto 3 al versetto 8, solo per questione di tempo. Non faremo gli annunci questa mattina per questione di tempo, comunque voglio ringraziare il Signore per la giornata di ieri. Siamo stati in piazza e abbiamo dato una buona testimonianza, abbiamo partecipato con questa associazione Pro Vita per le persone che accolgono questa associazione, accoglie chi ha intenzione di abortire e anche per la vita stessa comunque, e quindi abbiamo partecipato e siamo stati lì e abbiamo avuto le nostre sorelle che hanno cantato un cantico tratto dal Salmo 139, sono stato fatto in modo meraviglioso, stupendo. E poi qualche parola ho detto anch'io qualcosa ed è stata una buona occasione, una buona testimonianza essere lì. E voglio ringraziare parte della Chiesa che è stata presente, che sono venuti là, che il sacerdote della Chiesa Cattolica, una bravissima persona, Don Giorgio, veramente squisita, ha detto ma che bella Chiesa che hai. L'ha detto lui. Allora, rivolgiamoci alla parola di Dio. Ho cercato l'Eterno ed Egli mi ha risposto e mi ha liberato da tutti i miei spaventi. Essi hanno guardato a Lui e sono stati illuminati e le loro facce non sono svergognate. Questo afflitto ha gridato e l'Eterno lo ha esaudito e lo ha salvato da tutte le sue avversità. L'angelo dell'Eterno si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate e vedete quanto è buono, beato, vedete quando l'Eterno è buono, beato l'uomo che si rifugia in Lui. Mi sarebbe piaciuto un amen più forte. Perché se è vero per te, l'amen vuol dire sono d'accordo. È vero, per la mia vita è così. Dice gustate e vedete quando l'Eterno è buono. Come possiamo gustare qualcosa? Per gustare qualcosa la dobbiamo provare, dobbiamo assimilarla, dobbiamo avvicinarci, dobbiamo prenderla e gustare. Questo passo inizia proprio con io ho cercato l'Eterno. Ed è importante. Tutti quanti che stiamo qui, magari anche figli di credenti nati nella fede, oppure ti è stato inculcato, non importa da quale denominazione cristiana tu faccia parte, ti è stata inculcata una dottrina cristiana, magari i tuoi genitori, tua madre, tuo padre, tua nonna, non lo so, ti ha insegnato, ti ha messo in testa la religione cristiana, ma Cristo non è una religione. Cristo è una relazione. Questa mattina loro fanno un patto davanti a Dio e questo patto è come un patto matrimoniale. Difatti gli verranno fatte 3 domande, io farò loro 3 domande. Credi tu che Dio ti ha tanto amato che ha mandato il suo figlio a morire sulla croce per te? Dovrà rispondere sì.
Tu credi che Gesù ha lasciato la sua gloria ed è venuto su questa terra per morire per te? Sì, lo credo. Sei pronta ad amarlo, ubbidirlo e servirlo tutti i giorni della tua vita su questa terra e poi quando il Signore ti chiamerà? Queste sono le 3 domande che dovrai dare, le 3 risposte pubblicamente ai principati e alle potestà che sono intorno a noi, ma anche alla Chiesa stessa, agli angeli che ascoltano. La parola di Dio dice che in cielo c'è festa quando un peccatore si ravvede. Io non so, vorrei soltanto affacciarmi per un attimo in cielo e vedere, perché i battesimi non solo in questa chiesa, ma immaginate nel mondo quanti, c'è sempre festa in cielo. Gli angeli continuano a festeggiare. Non so se aprono le torte, non lo so se in cosa si mangia, non lo so. Ma di sicuro non c'è il diabete. Di sicuro diabete non c'è. Ve lo dico perché purtroppo sono stato colpito da diabete e quindi a volte mangia il dolce, non posso. Io ho cercato l'Eterno. Allora mettiamo in chiaro una cosa subito: il battesimo non è un sacramento. È importante questo, perché venendo dalla Chiesa Cattolica Romana, in Italia questa è la Chiesa più grande, è la Chiesa Cattolica Romana, credono che il battesimo è un sacramento. Il battesimo è un ordinamento, un istituto istituito direttamente da Gesù Cristo. Gesù ha detto: andate, fate miei discepoli e battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quindi è un ordinamento, non è un sacramento che dona la salvezza. Difatti non è che tu entrando nell'acqua battesimale sei salvato, no. Tu sei salvato perché hai creduto. Perché chi avrà creduto e sarà stato battezzato, allora sarà salvato. Quindi prima di scendere nell'acqua c'è bisogno di qualcosa di importante. Fare direttamente una domanda al tuo cuore. Perché quelle domande che io ti farò, credi che Gesù è morto in croce per te, l'hai fatto prima di scendere nelle acque battesimali. Perché hai fatto di Gesù il tuo Signore e il tuo Salvatore. E voglio dirvi una cosa: non c'è nessun altro nome sotto il cielo e sulla terra perché noi possiamo entrare nel regno dei cieli se non per mezzo di Gesù Cristo il Signore. Non ci sono santi, non ci sono madonne, non ci sono tutto quello che volete voi, no. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, disse Gesù. In questo salmo Davide afferma: io ho cercato l'Eterno. Questa dichiarazione evidenzia la natura profonda, intima, personale della ricerca di Dio. Io ho cercato l'Eterno. Io ho cercato. E noi lo possiamo sperimentare nella nostra vita quotidiana, che quando vogliamo comprare qualcosa andiamo alla ricerca di quella cosa e vediamo qual è la migliore. Ci offrono questo, ci offrono quest'altro, ma facciamo una ricerca per vedere qual è la migliore e poi ognuno di noi tira le conseguenze e compra quella cosa, acquista quella cosa. O quando anche, spero con tutto il mio cuore, quando hai dovuto prendere moglie, hai dovuto prendere marito, sei andato in cerca e prima di prenderlo come marito, come moglie, avrai anche fatto una scelta ben ponderata. E Gesù vuole la stessa cosa. Gesù non ha nipoti. Figlio di figlio sono nato nella fede, cresciuto nella fede, ci sono altri fratelli come me qui che siamo cresciuti insieme nella fede, ma ognuno di noi ha dovuto fare un'esperienza personale, individuale con il Signore. Ognuno di noi. Anche se i nostri genitori ci hanno insegnato la sana dottrina, ci hanno trasmesso la loro fede, abbiamo visto veramente persone che non parlavano soltanto di Dio, ma vivevano. La loro fede era quotidiana, vissuta. E io credo che questo è quello che cambia il mondo. Non le parole, ma la nostra vita. Qual è il mio motto che voi sapete che io dico sempre? Che voglio che si scrive sulla mia tomba quando non ci sarò più? Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E la vita che ora vivo nella carne, e là non lo puoi scrivere più, perché non ci sono più, ma la vivo in Gesù Cristo, che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Il battesimo è personale, individuale, Cristo è morto per me.
Lui ha dato la sua vita per me, è vero che è morto per tutto il mondo, per coloro che credono in Lui. Questa mattina siamo in tanti, Dio è morto per te, ma io voglio dire questa mattina, e loro dovranno dire questa mattina, Cristo è morto per me, ha dato la sua vita per me. Ero un peccatore, ma Cristo mi ha redento. La fede non viene da la fede non è ereditaria. Cristiani non si nasce, ma cristiani si diventa, avendo fatto una scelta. Non si diventa figli di Dio senza aver ricevuto Gesù nella propria vita. Perché noi sentiamo spesso, a volte lo sento anche, siamo tutti figli di Dio. Non è vero, è una bugia enorme. Noi siamo creature di Dio quando si nasce, ma figli di Dio lo diventiamo quando abbiamo ricevuto Gesù nella nostra vita, lo abbiamo fatto Signore e Salvatore, noi siamo diventati figli di Dio. E Giovanni dice proprio questo, Giovanni capitolo 1 versetto 12 dice: ma tutti coloro che lo hanno ricevuto, Egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio, cioè a quelli che credono nel suo nome. Dillo al diavolo quanto ti sta tentando, io sono un figlio di Dio. Diglielo. Non nascondere la tua identità, non avere paura. Sono un figlio di Dio. Non lo dico io, lo dice la sua parola, lo conferma nella sua parola. Ma non lo sono per i miei meriti, lo sono perché Lui è morto per me e mi ha fatto il suo figliuolo. Ognuno di noi ha un'anima e la sua anima lo interroga. Dietro a questa affermazione vi è il vero motivo di diventare un credente. La fede non nasce da regole o da tradizioni o identità culturale. Tutto nasce da una ricerca e una risposta. Io ho cercato l'Eterno. Io ho cercato l'Eterno. Quando leggevo questo salmo, che l'ho imparato a memoria, uno dei primi salmi che ho imparato a memoria, dicevo, sì Davide, tu hai cercato l'Eterno e ti ha risposto, e a me? Ma siccome che Lui è vivente ed è risorto ed è vero, questa mattina io voglio dirti, non lo so, perché magari ci sono volti che non conosco, ma se tu non conosci ancora il Signore, mettilo alla prova. Cercalo. Sai che quando tu lo stai cercando, Lui sta cercando già te. Lui già sta cercando. Il verso 6 dice: questo afflitto ha gridato e l'Eterno lo ha esaudito e lo ha salvato da tutte le sue avversità. Nel corso della mia vita, ma credo che questa mattina sto predicando anche per te, sto parlando anche alla tua vita e tu potrai essere testimone con un amen. Quante volte ti sei trovato in difficoltà? Quante volte ti sei trovato in una situazione difficile che non sapevi come fare, non sapevi a chi rivolgerti? Io ricordo quella volta che abbiamo portato Deborah in ospedale, nostra figlia, a Lodi. Sono sceso, sono stato sotto in ospedale lì mentre lei era su, che non potevamo entrare nella sua stanza, non sapevo a chi gridare. Deborah non camminava, Deborah non riusciva neanche più a parlare più di tanto, faceva fatica a mangiare. E mi sono messo là sotto l'aia, ho detto: Signore, tu hai detto, invocami nel giorno della distretta. Io te ne trarrò fuori e tu mi glorificherai. Ecco, Signore, questo per me è un giorno di tristezza. Non so cosa fare. Non ho altro che te. Lisa era su con lei. Siamo andati via dall'ospedale senza una risposta. Siamo tornati a casa peggio di prima, perché l'avevamo portato a Deborah in ospedale, diciamo non ferita, ma quando è uscito con un taglio sopra il braccio qui, perché gli hanno tolto un pezzo di muscolo per analizzarlo. E in macchina eravamo un po', perché non sapevamo ancora niente, la risposta né niente. Però da lì a poco abbiamo avuto la risposta. La risposta non è
tanto bella. Però Deborah si è alzata, ha iniziato a camminare, ha iniziato a mangiare, ha iniziato a star meglio, solo prendendo la vitamina B in alte quantità, perché questo hanno trovato. Stiamo aspettando ancora gli esiti, però voglio dirti una cosa è successo là sotto lì, dopo tanti anni di fede, dopo tanti anni che poi sono anche pastore, da 26 anni abbiamo questa comunità. Una pace profonda ha invaso quel luogo sulla mia vita, perché una cosa che ci ha promesso il Signore, prima di ascendere al cielo, Gesù, ha detto qualcosa di straordinario: il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me. E poi dice: io vi lascio qualcosa di straordinario, questo lo aggiungo io di straordinario, perché è vero, vi lascio la mia pace, quella pace che il mondo non la puoi comprare, non la puoi acquistare. Molti ancora oggi pensano che avere l'Iddio Mammona hanno pace, ma pace non c'è. La pace la dà soltanto Cristo Gesù il Signore. E questa mattina voglio dirvi a voi: avete fatto la scelta più bella della vostra vita, più del matrimonio stesso, la cosa più bella è sapere che io ho scelto Gesù, perché il vostro nome è scritto nel libro della vita. Gesù disse quel giorno ai suoi, quando li videro tornare, tutti allegro, felice: abbiamo visto Satana cadere dal cielo. Dice: sì, abbiamo fatto guarigione nel tuo nome, liberazione. E Gesù ha detto: non rallegratevi per questo, ma rallegratevi perché il vostro nome è scritto nel libro della vita, perché quel giorno quel libro sarà aperto. E se tu non sarai in quel libro, sono guai seri. Seri. Pochi giorni fa abbiamo fatto il funerale di nostra sorella Ofelia, la mamma della pecora nera. Ed è con il Signore. È con il Signore. È cosa di gran momento agli occhi dell'Eterno la dipartita dei suoi figli. Wow! Cosa di gran momento, perché lasciamo questa terra e l'Apostolo Paolo dice: se viviamo per il Signore, se viviamo, viviamo per il Signore. Se moriamo, moriamo con Lui, per Lui. Quindi è un passaggio trovarsi alla presenza di Dio. Avete mai pensato, io lo immagino sempre, che l'Apostolo Paolo ha dovuto dire: faccio un po' fatica a stare qui, vorrei andarmene, sono combattuto perché io vorrei andarmene con il Signore, ma devo rimanere ancora qui perché il Signore ha detto così. Però l'Apostolo Paolo dice che lui sa che vivere in Cristo, il morire, mi è guadagno. Ma di chi? Di coloro che hanno sperimentato Cristo nella propria vita. Questa mattina il versetto del calendario, sempre a fagiolo. Non so se l'avete visto, il calendario che noi abbiamo: ho fermamente e pazientemente aspettato l'Eterno ed egli si è inchinato su di me e ha ascoltato il mio grido. Questo è il nostro Dio. Lui non ci lascia, non ci abbandona, non ti preoccupare. Quando tu fai la preghiera è arrivata lì al trono di Dio e Dio saprà quando risponderti, in che modo, come, quando risponderti. A volte dice no, e il no non è una risposta, dice no, il Signore non mi ha risposto. Se no vuol dire che non è per te. No, sta tranquillo. Ma noi a volte no, non ci piacciono, è vero o no? Perché noi abbiamo già la nostra risposta. Anzi, a volte noi vogliamo guidare Dio. Signore fai così, Signore fai così, tu fai così. E Lui dice: ah sì, e poi altro? Cosa posso fare ancora? Gesù ci ha insegnato: Padre, non la mia volontà, ma la tua volontà sia fatta. Entrare nella volontà di Dio non è facile, accettarla. Il battesimo non viene fatto per tradizione. La persona che si battezza è una persona che ha compreso il significato del battesimo. Guardate Romani 6,3 cosa dice. È meraviglioso. Romani, capitolo 6, versetto 3, lo potete mettere su? Gentilmente. O ignorate forse che tutti noi che siamo stati battezzati in Cristo Gesù
Siamo stati battezzati nella sua morte, siamo dunque stati sepolti con lui mediante il battesimo nella sua morte, affinché come Cristo è stato risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. Gloria a Dio, io muoio e risuscito una nuova vita. Scriviti questa data. Sono morto il giorno e sono risorto il giorno. Mio papà aveva scritto Giuseppe Palma, sono andato davanti alla sua Bibbia, nato 29/3/906, rinato e messa la data di quando era nato in Cristo, e poi è andato con il Signore, puntini, e gli abbiamo scritto noi quando è andato col Signore, perché lui non lo sapeva. Però è meraviglioso, perché se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. L'originale dice una nuova creazione. Le cose vecchie sono passate, tutto è diventato nuovo, una nuova creazione. Quindi da pecora nera a pecora grigia. Grigia. Poi piano piano, perché? Perché siamo sulla santificazione. È un percorso. Galati 3:27, ho concluso con questo. Infatti voi tutti che siete stati battezzati in Cristo vi siete rivestiti di Cristo. Ascoltate bene. Noi nel mondo spirituale non lo possiamo vedere, non lo vediamo. Ma il diavolo sì, e i suoi angeli. Lo vede. Quando noi abbiamo scelto Gesù c'è un'investitura sulla nostra vita. Qui dice che ci siamo vestiti di Cristo Gesù. Questo è una forma di autorità sulla nostra vita. Questo lo devi sentire bene, ascolta bene, perché è importante. Se tu ti metti in mezzo alla strada e alza la mano, se non ti togli qualcuno ti prende sotto. Se ti scansa, però tu non hai autorità di fermare nessuno. Se tu invece vai in comune e ti danno una divisa da vigile urbano, oppure diventi un carabiniere o diventi una polizia, forza dell'ordine, e ti metti in mezzo alla strada e alzi la mano, quella macchina si deve fermare. Siete d'accordo? Ecco, quando noi abbiamo avuto l'investitura di Cristo possiamo dire al diavolo: via da qui, via da qui. Perché sono un figlio di Dio. Non mi lascerò coinvolgere nelle mie orecchie quello che il diavolo vuole dire alla mia vita, ma io ho un'investitura, ma non perché sono stato bravo, ma perché io mi sono vestito del sangue di Cristo Gesù. Io sono morto con Cristo, mi sono rivestito di Cristo Gesù e ho autorità spirituale nel mondo spirituale. Vi ho raccontato, e poi concludo, di quella testimonianza che da ragazzino sono entrato da quella signora che faceva l'indovina, sono andato con i miei amici. Io sono nato nella fede, cresciuto nella fede, quindi la signora mi aveva battezzato nello Spirito Santo, avevo 14 anni, e quando sono andato da questa signora che indovinava con gli amici, volevo vedere, io ero curioso, e quindi abbiamo fatto tutti con le dita così, e quello diceva ci sei, e noi tutti quanti dovevamo dire ci sei. A un certo punto questa qua si alza, tutta tremante, e dice: in mezzo a voi c'è un protestante. Perché così eravamo chiamati prima, i protestanti. E tutti i miei amici che sapevano, è lui, ero io. E lei disse: se non esce questo da qui, ci saranno seri problemi per me, per la mia casa, deve uscire da qui, subito. Perché? Perché c'era un'investitura sulla mia vita. E il diavolo lo conosce molto bene. Allora questa mattina non è un semplice bagno, ma è un rivestimento. Io mi vesto di Cristo Gesù e la mia vecchia vita non mi appartiene più. Io sono una nuova creatura in Cristo Gesù. Allora vogliamo fare festa con loro. Amen. Bene. Palmiro, vieni pure qui. Ci sono i musicisti che iniziano, io vado a cambiare insieme agli altri 2 fratelli che saranno con me. Siete pronti per ascoltare le testimonianze? Tu hai il microfono, vero Palmiro? Sono microfonato.
Allora facciamo un canto, posso chiedervi gentilmente di alzarvi in piedi. Vuoi parlare sul canto? Ok. Bene. Santo, santo facciamo.
dedicata esclusivamente, Signore, a innalzare il tuo nome, a lodare te, Signore, perché sei degno, perché hai compiuto quest'opera meravigliosa, Gesù. E con quest'opera noi tutti possiamo dire siamo salvi nel tuo nome, Gesù. Signore, grazie per queste anime nuove che stanno venendo avanti, che hanno fatto una scelta per te. È una scelta, Signore, consapevole, è una scelta, Signore, perché viene ad essere dopo un percorso di vita intenso magari per ciascuno, Signore, però che ha portato a conoscere te. E Signore, questo è un miracolo avvenuto nelle loro vite. E questo miracolo, Signore, di questo miracolo noi vogliamo gioire, perché fanno parte della Chiesa tua, Signore, e noi insieme a loro facciamo parte della tua Chiesa. La tua Chiesa, Signore, che è chiamata in gloria, Gesù. Non è una Chiesa perdente, ma una Chiesa vittoriosa perché crediamo in te, Gesù. Signore, benedici le testimonianze, benedici questi canti, benedici questi cari che verranno a fare questo patto, un patto eterno, Signore, con te. Signore, vogliamo ringraziarti di questo, vogliamo ringraziarti perché le tue braccia continuano ancora oggi ad accogliere. E Signore, siamo qui accolti e nella tua presenza, Signore, vogliamo ringraziarti e lodarti. Nel nome di Gesù, Padre. Grazie, Signore. Grazie, Gesù. Amen. Amen. Avete un altro canto? No. C'è Gianni qua. Vai, vai. No, a me mi aiutate, perché ho una certa età. Com'è fredda! È gelata! Adriano. Sì, togliete il... Aspetta, c'è il campanello. Accomodatevi. Dicevo, è vero che sono sceso in acqua, ma mi vedevo più alto, ho detto, ma che succede? Poi, ok. Va bene, allora con noi questa mattina abbiamo anche Alessandro, è un missionario, poi capirete il perché, ci aiuta anche lui a battezzare con sua moglie, la bambina, sono qui, sono venuti per Allison. Per noi è una gioia. Sapete, è sempre bello rivedere i fratelli o incontrare i fratelli. Siete d'accordo? Amen. La parola di Dio dice che da questo vedranno che siete miei discepoli, dall'amore che avete gli uni per gli altri. E noi dobbiamo avere amore per i fratelli, anche se frequentano altre denominazioni, altre chiese, altri luoghi, perché la Chiesa del Signore non ha una denominazione. La Chiesa di Gesù non ha una denominazione. La denominazione l'ha creato l'uomo. Gesù ha detto chi crede in me ha vita eterna. Quindi noi crediamo in questo. Come Chiesa di Marostica vogliamo abbracciare le comunità che sono intorno a noi, fratelli che ci conosciamo da tanti anni. Io sono 40 anni che sono nel Veneto e quindi quando sono venuto la Chiesa erano in pochi, ma ringrazio il Signore ancora che tanti ci incontriamo, ci vediamo, ci salutiamo, ci abbracciamo ed è molto importante questo. Importante avere rispetto e quindi questa mattina per noi è una gioia anche vedere fratelli che non ci vedevamo da un po' di tempo, alcuni sono nati in questa chiesa, sono cresciuti, li ho sposati, battezzati, poi hanno scelto di andare a qualche altra parte o perché si sono spostati o per altre ragioni, non importa, l'importante è che ci vogliamo bene e ci amiamo nel Signore. La prima persona che voglio chiamare è proprio... L'ha detto lui, eh? Vieni Antonio. Però una cosa, non posso non chiamare le sorelle, tutti, qua, vi voglio tutti qua. Via. Basta piano che si allaga e dopo esce l'acqua fuori. Ok,
Niente, volevo dirvi una cosa molto bella, una cosa importante. Sua mamma aveva tanto pregato per lui, ma tanto. Ogni volta che veniva in chiesa, perché era quello che mancava. Però lui veniva, si sedeva, guardava, poi dopo andava via, ma è sempre stato partecipe, anche molto socievole con tutti quanti noi. Lì ci sono le sorelle, comunque lui è nato nella fede, è cresciuto nella fede. Fra le altre cose, che mi sembra che sia anche collegato, lui ha sposato la figlia di un pastore. Sua moglie è la figlia di un pastore, quindi quando si sono sposati, poi dopo è venuto qua in Italia e adesso a ottobre arriverà sua moglie con gli altri due figli, vogliamo ringraziare il Signore. Una domenica lui era seduto in fondo lì con le sorelle, ma era dietro alle sorelle. E il Signore mi aveva dato il messaggio su Giacobbe che fa la scelta e si sceglie le pecore nere, quelle straiate, quelle macchiate. E allora a un certo punto ho detto che il Signore ama anche quelle pecore lì, malgrado tu sei macchiato, mentre invece suo suocero si era scelto quelle bianche, quelle belle. E io ho detto la religione ti vuole bianco, ti vuole bene, sono quelli che poi, anche perdonatemi se lo dico, in alcune chiese devi essere così, devi sembrare, però alla fine qualche macchia c'è, sempre. Però io ho detto il Signore ti ama così come sei, anche se sei una pecora nera. A fine culto Antonio corre là davanti, viene avanti, prende le sorelle per mano e se le porta tutte quante davanti qua a piangere, mi abbraccia perché il Signore in quel culto ha toccato il suo cuore. Ecco perché la pecora nera. Poi domenica scorsa io annuncio i battesimi e lui non aveva fatto il corso battesimale, ma è nato nella fede, cresciuto nella fede, sa che cosa significa, però ci siamo incontrati lo stesso con lui. Mi afferra per il braccio fuori e dice domenica prepara l'acqua anche per me. È vero? Il resto ve lo dirà lui. Pace a tutti. Io soy un uomo de poca parola. Yo soy un hombre de pocas palabras, pero me encuentro aquí en el nombre del Señor. Y estoy haciendo esto. Aspetta, dategli un microfono. No, ti danno un microfono a te. Ti danno un microfono a te. Poverino, ha di poche parole. Tre sorelle ci credo che di poche parole. Povero uomo. Tu vuoi restare lì? Non vuoi venire su? Ok. Rimani lì tu? Me encuentro aquí en el nombre del Señor. Mi trovo qua nel nome di Gesù. Y hago esta cosa de corazón Faccio questo con tutto il mio y entrego cuore mi vida al Señor Jesucristo. e io do la mia vita a Gesù. Y hoy el cielo se encuentra de fiesta con mi mamá, que ella está Oggi oyendo in esto. cielo c'è una festa e c'è anche mia madre per questo. Basta? Non voglio cambiare. Ok. Tu fai quello che ti diciamo noi, perché ci rabbalti a tutte e tre dentro. Ok, dammi, no, tieni, ma qua, afferra qua. Ok. Tu vieni a destra? No, sto qua, sta bene qua. Ok, Antonio, noi crediamo con tutto il cuore perché la cosa importante, credo, per ognuno di noi che abbiamo questa autorità, noi non leggiamo i cuori. E grazie a Dio che non leggiamo i cuori, se no ci metteremo al posto di Dio. Tu credi che Gesù è morto in croce per i tuoi peccati? Tu credi che Dio ti ha tanto amato, Antonio, che ha mandato suo figlio a morire per te? Sì, Credi che Lui adesso è risorto e siede alla destra del Padre, Gesù? sì, Sei pronto pronto. ad amarlo, Amarlo. ubbidirlo e servirlo tutti i giorni della tua vita? Sì, Dietro la tua testimonianza, la confessione di fede, nell'autorità che abbiamo ricevuto dal Padre, noi ti battezziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
trasformandomi, dandomi fede. Un miracolo ha fatto Gesù in me. Che se ne dica, il miracolo più grande è la salvezza. È vero? Il Signore ci dice che è meglio entrare monco, cioè senza magari qualche articolazione, ma entrare in cielo, piuttosto che entrare perfettamente e poi andare all'inferno. E quindi il miracolo più grande è la salvezza. Che giova all'uomo guadagnare il mondo intero e poi perdere l'anima sua? Molti sono sempre impegnati, purtroppo, a cercare di accaparrarsi, guadagnarsi. Poi abbiamo sperimentato e lo sperimentiamo ogni giorno. Basta un po' di vento in più, il clima che cambia, le situazioni, un'inondazione, qualcosa spazza via ogni cosa, case intere che hai lavorato una vita. Credo che quella volta che è venuto il Covid avremmo dovuto tutti quanti imparare qualcosa, ma non abbiamo imparato niente. Che in un attimo il Signore ci può chiudere tutti quanti ancora in casa, senza uscire, senza toccare, senza salutare. Vi ricordate cosa abbiamo, ti salutavi con... Ciao. Poi appena si è aperto, quasi no, non vedevamo l'ora di abbracciare, di salutare i fratelli. Fratelli, apprezziamo ogni giorno ciò che Dio ci dà. Amen. Monica. Eh sì, ci sei anche tu. Avevo scherzato. Beh, te lo tiene lui, tu leggi pure. Provo da leggere. Vai, tranquilla, siamo qua con te. Pace fratelli e sorelle. Mi chiamo Monica, per chi non sa. Scusate, ho emozioni, sono emozionata. Vorrei condividere con voi brevemente la mia testimonianza. Sono nata in fede cristiana ortodossa, senza avere un legame profondo con Gesù, dato che i primi 20 anni della vita li ho vissuto in comunismo, a differenza dei miei nonni che avevano tanta fede, e infatti la nonna paterna mi ha insegnato a pregare da bambina, e i miei genitori un po' più velato, diciamo, la fede. Il mio padre, dopo aver avuto tanta fede, fino a un'ultima, che non riusciva più a camminare, ogni giorno andava in chiesa. Quello mi ricordo. Qualche contatto ho già avuto con la chiesa battista della mia città in Romania nell'infanzia, ma purtroppo non ho potuto approfondire questa esperienza mia. Madre aveva paura di andare ancora, allora non ho capito perché, ma perché è stato pericoloso, in senso che le persone che frequentavano quelle chiese erano seguiti, tenuti d'occhio dalla securità, non tanto per la fede, ma perché i battisti pentecostali significava legami con gli Stati Uniti, con i romeni scappati là che erano considerati i nemici del regime. Avevo colleghi a scuola della fede evangelista, ma non si parlava, si evitava. Nel 2002 sono arrivata in Italia. Nel 2014 ho attraversato un periodo molto difficile della mia vita, problemi familiari, difficoltà personali, di salute, che mi hanno fatto soffrire molto. La lontananza della mia figlia, che mi mancava tantissimo. E che sono orgogliosa di lei. È là che mi guarda e che mi ha sostenuto nel mio cammino. Dai miei cari aumentava il dolore e la disperazione. In quel tempo mi sono allontanata da Dio. Non ho mai rinnegato completamente, ma
avevo nel cuore tanta tristezza, rabbia e delusione e non vedevo nessuna via di uscita da quella situazione. Nel 2015 però il Signore ha messo sul mio cammino una cara amica da Chicago, collega di scuola elementare fino alla fine del liceo, Claudia. In questo momento più buio della mia vita, lei mi è stata vicina con amore e pazienza, mi ha ascoltata, pregato per me e mi ha incoraggiata di non smettere di cercare Dio. È stata come una mano sulla mia spalla che mi ha aiutata a ritrovare la via verso Gesù. Mi ha mandato una predica online dalla loro chiesa e quella predica mi ha toccato profondamente il cuore. Ho pianto tanto perché pareva che Dio parlava a me. È stato l'inizio, da allora ho alzato gli occhi verso Gesù, volevo conoscerlo meglio, ho continuato ad ascoltare la parola di Dio e passo dopo passo il Signore mi ha dato forza, speranza e pace, tanta pace. Non ero più sola. Anche i problemi erano gli stessi, ma non ero più sola. L'anno scorso mia amica e adesso sorella Marcella mi ha invitata al suo battesimo in questa chiesa. Quel giorno ho sentito qualcosa di speciale nel mio cuore. Mi sono sentita accolta, vicina a Dio e ho capito che questo era il posto dove volevo rimanere e continuare il mio cammino di fede. Dio, lavorando nella vita di Marcella, ha lavorato anche nella mia. Gesù mi ha portato in casa sua, in mezzo a voi, fratelli e sorelle. Prima ha mandato Claudia da oltreoceano per aprirmi il cuore verso Gesù. Poi Marcella. Che Dio benedica tutte e due e le loro famiglie. Amen. Una parola che mi ha accompagnata tanto in questi anni è in Isaia 43, versetto 2. Quando passerai attraverso le acque, io sarò con te. Quando attraverserai i fiumi, essi non ti sommergeranno. Quando camminerai nel fuoco, non sarai bruciata. Oggi voglio dire davanti a tutti che ho deciso di seguire Gesù Cristo e di affidare la mia vita a Lui. Alleluia. Ringrazio a Dio perché non mi ha mai abbandonato anche nei momenti più difficili e ringrazio a questa Chiesa per l'amore con quale mi ha accolta, ringrazio il Pastore, a Dio sia tutta la sua gloria. Amen. Perché diceva Pastore, non so se riesco a parlare. Scrivilo. Devi confermare. Ok. Sono tenuto io. Non l'hai neanche tutte. Beh, questa ce la faccio da solo. Ok. Te la lascio, Davide. Monica, meravigliosa la testimonianza che abbiamo sentito di ciò che Dio ha fatto nella tua vita e continuerà a fare. Lui non ti lascerà solo, ma nemmeno noi come fratelli in Cristo ti lasciamo soli. Questa è la tua famiglia. La tua testimonianza che abbiamo sentito, abbiamo compreso che hai fatto un'esperienza con il Signore, ma vogliamo che tu lo possa adesso confermare davanti alle principati e potestà. Tu credi che Dio ti ha tanto amato che ha mandato suo figlio a morire sulla croce per te? Sì. Tu credi che Lui è risorto ed è alla destra di Dio Padre e intercede per te ogni giorno? Sì, ci credo. Sei pronta ad amarla, ubbidirla e servirlo tutti i giorni della tua vita? Sì, sono pronta. Dietro la tua confessione di fede, il mandato che Dio ci ha dato, noi ti battezziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E fu un giorno di festa, e fu un giorno di festa, il giorno che incontrammo Gesù. Alleluia, è sempre un giorno
anche oggi noi siamo con Lui. E fu un giorno di festa, e fu un giorno di festa, il giorno che incontrammo Gesù. Alleluia, è sempre un giorno di festa, è sempre un giorno di festa, anche oggi noi siamo con Lui. Alleluia, il battesimo non può. Ditemi se siete d'accordo, per favore. Il battesimo non può essere fatto a un neonato. Siete d'accordo o no? Per quale ragione? Perché il neonato non può capire, non può il significato del battesimo, non lo potrà mai comprendere. Il battesimo è un'esperienza di vita. Mi sono incontrato con Cristo risorto. E questa è la cosa più importante. Non importa quale sia la tua denominazione di cui appartieni, non ha importanza. Il Signore non ci dirà in quale chiesa noi frequentavamo. Sapete, ricordo una volta, mi prendo alcuni minuti, anche perché abbiamo solo 3 battesimi, il terzo. Con te dobbiamo spendere un po' di tempo in più, non ti preoccupare. E ti teniamo anche un po' più sott'acqua, un po' di più. Una volta abbiamo battezzato un ragazzo che adesso non è con noi qui perché sta frequentando un'altra chiesa per la distanza, e lui aveva fatto lo studio per stava facendo lo studio per diventare prete, tra le altre cose, e questo ragazzo chiese al Signore di conoscerlo di più. Poi, tramite un altro fratello che avevamo qua in chiesa che suonava la chitarra, gli parla del Signore, gli dice la sua esperienza e lo porta qui, in chiesa. E questo ragazzo si trova a stare con noi e quindi inizia a crescere spiritualmente, inizia a farsi le domande e vedeva come il Signore gli parlava attraverso la parola, attraverso gli insegnamenti, gli studi. E a un certo punto decide di battezzarsi. Quando eravamo come adesso nella vasca battesimale, lui ha fatto questa testimonianza che ci ha colpiti tutto, ma in modo particolare a me ha colpito, che lui ha detto: io ho chiesto al Signore, Signore, io voglio conoscerti di più, perché mi hai portato in una chiesa evangelica? Ha sentito una voce che gli ha detto, perché lui ha detto: io ero cattolico, e questa voce gli ha detto: io non sapevo che tu eri cattolico, ma non sapevo neanche che sei andato in una chiesa evangelica. Ora capite che per Gesù o per Dio non è la denominazione. Questa l'ha fatto l'uomo. Tu mi hai chiesto di conoscermi di più, io ti porterò in un luogo dove tu ascolterai e crescerai di più spiritualmente, perché mi hai chiesto questo. Quindi io non guardo fuori lì che c'è scritto Chiesa Cristiana Evangelica, che vi dico la verità, più delle volte vorrei togliere questa insegna, perché per quello che sentiamo in giro, a volte anche la testimonianza, gli evangelici, dobbiamo fare molta attenzione. Noi abbiamo messo Chiesa Rifugi in Cristo. Vuoi rifugiarti in Cristo? Vieni con noi, perché noi ci rifugiamo in Cristo. Poi ci sono altri che mettono anche la sigla vicino, ma non importa. Però voglio dirti questa mattina che coloro che sono in Cristo si sono incontrati con Cristo. Amen. Allison! Devo chiamare, non so, i genitori, zii, nonni, prononni, prozii, qui sono accompagnatori e tutto. Quindi mezza chiesa viene qua sopra. No. Chi vuole? Allora, vorrei farvi vedere una cosa, per favore, potete mettere, guardate lì, guardatela. La vedete? Quella lì in braccio a Deborah. No, quella l'abbiamo battezzata, quando è stato? Poco tempo fa, l'altra. Quella con la testina, quella è Allison, con Deborah. Vedete qua in chiesa da noi.
lì è quando la scuola domenicale, vedete? Eccola lì. Quindi l'abbiamo vista crescere, nascere. Anche suo papà l'ho visto nascere, ero a casa di Lidia quando lei ha partorito, che è andata in ospedale e io stavo con gli altri fratelli. Quindi provate a immaginare, per me è una gioia enorme, perché vedere i nostri figli, i figli dei nostri figli che stanno camminando nelle vie di Dio. Mimma, noi siamo alla 5ª generazione, vero? Quella signora lì, Mimma, alzati per favore, fatti vedere. Dai, alzati, Mimma. Vedete quella signora lì? Lei è stata la mia insegnante di scuola domenicale da bambino. Adesso dirà come ti ho fatto male. Alison. Pace a tutti, mi chiamo Allison e ho 16 anni, sono nata e cresciuta nella fede, come abbiamo visto, e proprio in questa chiesa, e ho avuto sempre esempi di fede grandissimi, a partire dai miei nonni, che sono il dono più grande che Dio mi abbia mai fatto in tutta la mia vita, e poi i miei genitori e tutte le persone che mi hanno cresciuto e mi hanno aiutato a diventare la persona che sono adesso. E nella vita mi sono ritrovata davanti a ostacoli e difficoltà perché c'è stato il cambiamento della Chiesa che ha portato a un cambiamento importante e poi è arrivato il Covid e col Covid ho cominciato a soffrire di attacchi di panico che hanno completamente distrutto la mia vita da credente, perché pensavo che non meritavo l'amore del Signore, perché pensavo che soffrendo di attacchi di panico io non riuscivo a fidarmi abbastanza di Lui da poter essere libera. Ma Dio mi ha dimostrato che stavo pensando nel modo sbagliato. Ad un campeggio, infatti, mi ha messo davanti Alessandro e Deborah, che non mi conoscevano neanche così tanto bene e non sapevano chi fossi, però nonostante questo mi hanno dimostrato subito l'amore del Signore. Io ho sentito veramente una forte presenza, la presenza di Dio è ritornata nella mia vita, io ho sentito il suo amore attraverso i loro messaggi, i loro abbracci, le loro parole. E non ho mai parlato a nessuno dei miei attacchi di panico perché me ne vergognavo e quindi li ho sempre tenuti nascosti finché un giorno Dio non mi ha fatto capire che non dovevo più farlo e allora io ho trovato quel coraggio che non avevo mai avuto, è un coraggio che non avevo io ma che mi ha dato Lui e ho mandato un messaggio. Era il 15 settembre del 2024, io ho mandato un messaggio ad Alessandro dicendogli che non ce la facevo più, che non volevo più continuare a vivere in questo modo e che ero stanca e che gli ho raccontato di tutti gli attacchi di panico, di tutti i momenti in cui mi sono sentita persa, in cui mi sono sentita sola, in cui mi sono sentita abbandonata e Alessandro mi ha detto ti chiamo, facciamo una videochiamata e in quella videochiamata Dio ha stravolto la mia vita. Io dal 16 settembre del 2024 non ho più sofferto di attacchi di panico, Dio mi ha liberato completamente e ricordandomi anche della promessa che Lui ha fatto con Noè attraverso un arcobaleno, che era la promessa che non avrebbe mai più attraversato una tempesta del genere da solo, un diluvio da solo, e infatti è dal 16 settembre 2024 che io sono libera e oggi voglio proclamare al Signore che lo amo davanti a tutti voi e davanti a tutti, perché Dio, nonostante i miei difetti, nonostante le volte in cui io abbia pensato che sarebbe stato più semplice arrendermi e dire basta, questo è troppo difficile, vivo molto meglio da sola, non ce la faccio più, non sopporto più nessuno, Dio mi ha sempre detto io sono qua, io ti sto portando avanti io e non importa se tu pensi di non essere abbastanza, non importa se tu hai paura di deludermi, io sono qua con te, tu non puoi deludermi, io sapevo chi stavo chiamando quando ti ho scelto,
sapevo che cosa eri quando ti ho creato, che cosa saresti stata, e quindi conosce ognuno di voi, conosce me, conosce voi, vi ama, mi ama, e oggi sono qui per proclamare questo davanti a tutti voi. Dio mette angeli vicino, no? Manda angeli. Sapete che c'è una coppia che è venuta dall'America per lei? Eccola là in fondo, alzatevi, eccola lì. Un'altra che ho visto da bambina. Pensate, quanti anni ho? Sono come Mosè. Ellison, gloria a Dio. Che bello! Adesso sai che c'è tanto da lavorare, sì? Allora, Ellison, la testimonianza che abbiamo sentito di ciò che Dio ha fatto nella tua vita, di come è intervenuto e ha saputo intervenire, io ho cercato l'Eterno ed Egli mi ha risposto e mi ha liberato da tutti i miei spaventi. Lui ti proteggerà, sarà con te in tutte le tue scelte. Anche quelle sbagliate, Lui sarà con te, non ti lascerà mai. E noi vogliamo dirti che finché saremo qui, saremo anche noi con te. I tuoi genitori sono meravigliosi, papà un po' meno. I nonni là in fondo, guarda il nonno, ci sono. Ellison, tu credi che Dio ti ha tanto amato da dare il suo figlio a morire sulla croce per te? Sì, lo credo. Tu credi che Cristo dopo la sua morte è asceso al cielo e si è seduto alla destra di Dio Padre e intercederà per te tutti i giorni della tua vita? Sì, lo credo. Ora tu sei pronta ad ubbidirlo, a servirla tutti i giorni della tua vita e dare completamente la tua vita nelle sue mani dovunque Lui voglia chiamarti? Sì, sono pronta. Nella testimonianza della tua fede, mandato che Dio ci ha dato, noi ti battezziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mi hai dato gioia al mattino, gioia alla sera, mi fai danzare in ogni stagione, qualsiasi cosa accadrà. Gioia, oh, gioia! Perché non dovrei cantare le lodi nelle difficoltà, perché non dovrei darti il mio cuore se vedo la tua bontà. Non avrò vergogna, io non temerò, salvezza ho trovato in te. Quel che è folle per gli altri, per te libertà, e adesso non mi tratterrò. Mi hai dato gioia al mattino, gioia alla sera, mi fai danzare in ogni stagione, qualsiasi cosa accadrà. Gioia, oh, Gesù, io mi arrendo alla tua presenza, danzo solo per te. Mi rendi più forte quando ti lodo, riempimi di te. Non avrò vergogna, io non temerò, salvezza ho trovato in te. Ciò che è folle per gli altri, per te libertà, e adesso non mi tratterrò. Mi hai dato gioia al mattino, gioia alla sera, mi fai danzare in ogni stagione, qualsiasi cosa accadrà. Gioia, oh, mi hai dato gioia col sole o nella pioggia, mi fai danzare
ancora e per sempre, qualsiasi cosa accadrà. Gioia, oh. Gioia c'è dentro al mio cuore, gioia c'è dentro al mio cuore, gioia c'è dentro al mio cuore, alleluia. Gioia c'è dentro al mio cuore, gioia c'è dentro al mio cuore, gioia c'è dentro al mio cuore, alleluia. Gioia c'è dentro al mio cuore, gioia c'è dentro al mio cuore, gioia c'è dentro al mio cuore, alleluia. Mi hai dato gioia al mattino, gioia alla sera, mi fai danzare in ogni stagione, qualsiasi cosa accadrà. Gioia, oh. Mi hai dato gioia col sole o nella pioggia, mi fai danzare ancora per sempre, qualsiasi cosa accadrà. Gioia, oh. Gioia c'è dentro al mio cuore, gioia c'è dentro al mio cuore, gioia c'è dentro al mio cuore, alleluia. Gioia c'è dentro al mio cuore, gioia c'è dentro al mio cuore, gioia c'è dentro al mio cuore, alleluia. Accomodatevi, fratelli e sorelle. Che belle le testimonianze di oggi, no? Testimonianze sono tutte belle perché testimoniano di cosa è avvenuto nella vita. È avvenuto un miracolo e quindi sentire parlare di miracoli, soprattutto nel periodo che stiamo attraversando, pieno di tanti problemi, di tante questioni, tante volte anche che sembrano irrisolvibili, sentire che Dio ancora opera nelle vite delle persone, per me, Signore, sei grande, sei veramente grande. Volevo leggervi, finché non abbiamo il pastore tra di noi, che a volte spunta, che non me ne accorgo. Abbiate in voi lo stesso sentimento, dice in Filippesi 2, dal 5 all'11. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio. Lui era Dio, ma quando è venuto su questa terra non si è considerato quasi fosse tale. E lui non si aggrappò gelosamente, c'è scritto, ma svuotò se stesso prendendo forma di servo. Noi non riusciremo mai a comprendere Dio che è arrivato a fare questo, cosa va a donarci, cosa va a spiegare a noi, quanto ci tiene a noi. Un Dio che arriva a fare questo, a svuotare se stesso di quello che Lui è, si svuota pur di venire prossimo a ciascuno di noi, pur di venire a contatto con ciascuno di noi. L'abbiamo sentito, no? Viene proprio a essere a contatto con noi. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte, e alla morte di croce, lo sottolinea Paolo. Non è una morte qualsiasi, non è che si è preso un vaglio in eccesso, la morte di croce è una morte orribile. Però l'ha accettata, lui sapeva e ha detto
pur di arrivare ad avere un contatto con loro, accetterò anche questo. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore alla gloria di Dio. Ogni lingua confessi questo. Io credo che il Signore è un Dio buono e ci dà tante possibilità, varie possibilità di scegliere per Lui. Ci capitano delle cose nella vita dove che veniamo posti a fare una scelta. Abbiamo la libertà di scelta finché siamo qua. Ci sono due scelte che possiamo fare, o una libera, come l'hanno avuta loro, come l'abbiamo avuta noi, di poter piegare le nostre ginocchia, confessare che Gesù Cristo è il nostro Signore e da lì ricevere questa trasformazione che è opera dello Spirito Santo. Poi c'è un'altra scelta, purtroppo per noi, per chi non ha fatto la scelta qui, si dovrà trovare lì, di fronte a Lui, e sarà una scelta obbligata. Ma quella scelta obbligata non porterà a salvezza. Semplicemente sarà una scelta che dovrà piegare le proprie ginocchia davanti a Lui. Punto. Non ci sarà la possibilità, una seconda possibilità, di avere una vita redenta, giustificata, una vita per cui Lui ha pagato. Lui ha pagato per questa vita e per avere una vita eterna per ciascuno di noi, ma la scelta la dobbiamo fare adesso. In modo libero, Lui si propone, ma è una scelta che dobbiamo fare adesso, poi sarà troppo tardi. Perché qui c'è scritto che ogni lingua arriverà a confessare il suo nome. Se non qui, lì. Ma lì sarà quel che sarà. Abbiamo lo Spirito Santo in noi e per quanti hanno lo Spirito Santo che vive nelle nostre vite, immaginiamo quello che sarà la vita eterna con nostro Signore. Un assaggio per farci capire era al tempo dell'Eden, in quel meraviglioso paradiso che purtroppo col vecchio Adamo era caduto, ma adesso noi abbiamo la possibilità del nuovo Adamo che è Gesù Cristo il Signore. Quel Signore che ci vuole con Lui per darci una vita eterna senza più cadute, tribolazioni, questioni, storie irrisolte, perché Lui ha risolto in modo definitivo per una vita piena ed esuberante che avremo con Lui. Dio ci benedica e ci faccia comprendere, se non abbiamo ancora fatto questa scelta per Lui, l'importanza che abbiamo giorno per giorno di fare una scelta per Lui in questa vita. Amen. Sapevo che compariva all'improvviso. Chiamo il pastore, che Dio ci benedica. Volete alzarvi in piedi per favore? C'è questo cantico che a me piace moltissimo, è meraviglioso, è tratto da Efesini 3. Cantalo con tutto il tuo cuore. Mentre lo cantiamo, pensa a ciò che Dio ha fatto per te. Sogno perché il grande Dio mi accolga a sé. Ero perso e mi salvò il suo amore. Alleluia! Alleluia! È il suo amore. Chi Lui libera, libero sarà. Sono figlio suo, se è così. Alleluia! Libertà ora ho per mi riscatto. Vivevo in schiavitù, ma Gesù morì. Sì, per me morì.
ringraziamo per questa meravigliosa promessa che ancora oggi, in questa occasione, con questo battesimo di questi cari, tu, Signore, ci ricordi. Grazie perché un giorno saremo con te e non saremo solo per qualche giorno, ma saremo con te per l'eternità. Signore, che ognuno di noi possa fare questa scelta, Signore, importante per la vita di ciascuno, Signore. Accompagnaci, Signore, ancora consigliaci, usaci, Signore. Ancora, Signore, parla ai nostri cuori perché abbiamo bisogno della Tua guida, Signore. Grazie per ogni persona che è stata in mezzo a noi, per coloro che ci hanno seguito da casa, per gli ammalati, Signore, voglia Tu benedirli. Signore, ancora, Signore, accompagna questi cari in questo cammino di novità di vita che Tu hai fatto con loro e per loro, Signore. Benedici ancora il nostro stare insieme. Alleluia, Signore. Benedici il nostro stare insieme ancora e benedici, Signore, i cibi che prenderemo tutti insieme fra un po' di tempo, Signore. Grazie. Grazie per ogni cosa nel nome di Gesù. Amen. Ecco, vogliamo ricordarvi che siete tutti invitati, faremo un agape, chi si vuole fermare in mezzo a noi, non preoccupatevi se avete portato o non avete portato. Adesso ci sposteremo un po' qui in avanti, lasciamo libero dietro per mettere i tavoli, siete tutti benvenuti, che il Signore ci benedica. Amen.